Un'operazione condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Venezia ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un vasto traffico di cocaina tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Gli arrestati, 6 italiani e 8 albanesi, sono imputati di detenzione ai fini di spaccio ed estorsione. 11 sono stati portati in carcere, 1 è stato posto agli arresti domiciliari e 2 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Allora, è stata sequestrato 1,5 kg di cocaina pura e il volume d'affari era di circa 150.000 euro al mese, considerato che ciascuno dei 5 spacciatori riusciva a vendere circa 300 grammi di cocaina al mese al costo di 100 euro al grammo. Le forze dell'ordine hanno condotto operazioni simultanee in Italia e all'estero. Alcuni degli indagati sono stati localizzati anche in territorio estero, motivo per il quale è stata chiesta la collaborazione alle autorità tedesche, spagnole e albanesi, che sono state attivate per il tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale. Le indagini durate 2 anni hanno rivelato che gli spacciatori non risparmiavano la violenza in caso di mancati pagamenti. Diversi gli episodi di crudeltà documentati. In un caso gli arrestati avevano pianificato una spedizione punitiva contro un uomo accusato di aver presentato un nuovo cliente che non aveva saldato un debito di circa 5.000 euro. La vittima era stata immobilizzata su una poltrona cosparsa di alcol etilico e minacciata di essere incendiata con un accendino. Fortunatamente in quell'occasione la compagna della vittima è riuscita a chiamare il 112 e quindi la pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta tempestivamente sul posto, è riuscita a scongiurare il tragico epilogo. Attraverso appostamenti, servizi di osservazione e indagini economico-finanziarie, i carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dell'organizzazione e individuato la base operativa del gruppo in un appartamento a Mira. Grazie al loro agire oggi la nostra città è più sicura. Credo che questa operazione possa dare molte risposte in termini di sicurezza e di prevenzione del reato. I carabinieri sono anche riusciti a sequestrare un registro contabile dove era minuziosamente scritto parte del loro giro d'affari per un totale di oltre 720.000 euro.